Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Un cordiale saluto gentili amici e amiche, ben ritrovate a questa pagina informativa del mattino. Sono riprese all'alba le ricerche del pensionato di Cinto Caomaggiore disperso da sabato scorso nella zona di Chions. Nessuna novità nella notte. Oggi in campo una quarantina di volontari delle squadre comunali di protezione civile e una decina di unità cinofile delle associazioni della protezione civile. Le ricerche è transregionale. Si battono le aree appunto al confine tra il Friuli Venezia Giulia e il Veneto, in piena sinergia con tutte le forze in campo. Intervento invece all'alba in un'abitazione di Tolmezzo, sul posto un'ambulanza proveniente dall'ospedale del capoluogo carnico per assistere 2 persone rimaste coinvolte in un episodio di intossicazione. Accidentalmente una pentola è rimasta sui fuochi e si sono sprigionati i fumi nocivi. Una delle 2 persone coinvolte è stata trasportata al vicino nosocomio per una lieve intossicazione in codice verde. Sul posto anche i vigili del fuoco del distaccamento carnico. E ora un servizio. Assessore Roberto, oggi la presentazione di questo evento sportivo che coinvolgerà il territorio carsico, in particolar modo la Grotta Gigante. Le ha attribuito 2 importanti significati: uno il rientro, il recupero, il rilancio dopo la pandemia, il ritorno all'attività, e in secondo luogo un'opportunità anche turistica importante. Sicuramente la prima preoccupazione era quella del dopo pandemia, cioè capire quante associazioni, quanto volontariato sarebbe rimasto in piedi, attivo, dopo lo stop forzato della pandemia. E questo sicuramente, il fatto di ripartire ormai con manifestazioni che vengono presentate quasi ogni settimana, ci fa ben sperare, perché vuol dire che il peggio è passato e che grazie anche ai contributi che la Regione Friuli Venezia Giulia ha saputo mettere in campo, quel mondo ha avuto il sostegno necessario per poter ripartire in modo adeguato. Dall'altra parte l'importanza è quella di una manifestazione che, oltre a un valore sportivo importantissimo, stiamo parlando di una corsa di 17 km che finisce nel cuore della Grotta Gigante con 1000 gradini tra discesa e salita, quindi una corsa anche parecchio impegnativa, è una corsa che ha un valore importante per l'intero territorio del Friuli Venezia Giulia dal punto di vista turistico, perché la Grotta Gigante è un'attrazione importantissima non solo per la città di Trieste, per la provincia di Trieste, per il comune di Sgonicco, per il comune di Morupino, ma per l'intero territorio regionale, per la capacità attrattiva che ha. Portare una corsa, una manifestazione sportiva nel suo cuore vuol dire anche poter promuovere ancora di più quella grotta, quel monumento naturale, e fare in modo che ancora più venga conosciuto e che possa attirare, possa essere elemento attrattivo ancora di più per il turismo. Termina qui questa edizione del mattino. Ulteriori news come sempre sul nostro sito friulitv.net. Grazie per la visione e l'ascolto, non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata. Legno Interni, falegnameria dal 1946. Rivenditore di porte a Udine, Gorizia e Trieste. Porte blindate, pavimenti, serramenti, scale, arredi su misura. Punto di riferimento nella qualità e nel design. La falegnameria opera nel campo dell'artigianato e mette a disposizione del cliente la sua conoscenza per offrire un prodotto all'avanguardia in grado di soddisfare anche i clienti più esigenti. Legno Interni, la tua casa su misura.